Mister Andrea De Cecco, 1-0, un gol, 3 punti, tanta sofferenza, il secondo gol che non voleva assolutamente andare dentro, al contrario della domenica precedente, nella fase conclusiva finale abbiamo sbagliato molto e abbiamo tenuto in partita fino al 95esimo, che comunque è stato bravo il Real Martelago a rimanervi. C'è qualcosa da rivedere, teniamoci questi 3 punti perché oggi abbiamo l'aggancio in vetta, perciò è un risultato importante e non so se lei la vede più in positivo o in negativo questa partita. La vedo come la partita di domenica, sono 3 punti che avevamo messo in cascina e quindi oltremodo se domenica abbiamo vinto con un risultato roboante non abbiamo fatto 6 punti domenica, ne abbiamo fatti 3. Oggi facendone 3 soffrendo però abbiamo agguantato la vetta e quindi è altrettanto importante questa cosa. È chiaro che se riuscivamo a chiuderla prima, visto che abbiamo fatto gol dopo 7-8 minuti del primo tempo, probabilmente si apriva un'altra partita, quindi merito anche all'avversario averci creduto fino alla fine e magari in modo un po' confusionario, il mio modo di vedere, però ha messo delle palle velenose, c'ha dei giocatori che hanno buone qualità di 1 contro 1, ci ha provato. Noi abbiamo tenuto, abbiamo sbagliato, ripeto, più volte, secondo me, il secondo gol, la rete del doppio vantaggio, soprattutto penso al contropiede nel secondo tempo, è stato bravo il portiere loro, però alla fine sono 3 punti, quindi devo fare i complimenti ai giocatori e soprattutto aver agguantato, ripeto, la vetta dà una ulteriore spinta per il perseguire. Sì, perciò lei non ne fa un dramma, è giusto così, insomma, non si può sempre fare 7 gol tutte le domeniche. Adesso andiamo a giocare contro il Montello che l'anno scorso ci ha reso la vita dura, però in condizioni diverse, perché noi siamo in vetta e loro sono nella parte bassa. C'è già la testa per domenica prossima? È chiaro che finita la partita si pensa già a quella dopo, il Montello è un'altra squadra di bassa classifica in questo momento, che sta facendo fatica, che però non molla mai. Io ho visto diverse immagini, ho visto anche la partita con Sannonà, tra l'altro ho visto la partita di ieri, Eclisse Sannonà, c'è stato un pareggio, oggi mi sono pareggiato con l'Istrana. È dura per tutti, non c'è nessuna squadra materasso, non c'è nessuna squadra che può rullare il campionato e quindi bisogna farsi trovare pronti, che sia 1-0 o 7-2, l'importante sono i 3 punti e comunque avere sempre la consapevolezza di non perdere l'idea del gioco da fare, della partita da fare e quindi avere le idee chiare anche come obiettivo. Sì, anche perché il Real Martelago le 2 precedenti partite le aveva perse col Calvinoale e il Sannonà, perciò con squadre di alta classifica che puntano a vincere il campionato. In chiusura so che lei sicuramente non commenterà, però insomma oggi c'è stato qualche errore di troppo dell'arbitro sia da una parte che dall'altra. Ha detto già lei bene, non mi sbilancio, ho già parlato troppo e non trovo giusto, bisogna che cambiamo un po' l'andazzo perché gli arbitri ci sono per noi, per gli avversari e quindi stare lì a parlarne, magari in campo a caldo c'è qualche reazione indubbiamente, però sbagliano anche loro come sbagliamo noi i gol e quindi va bene così. Bene, allora appuntamento a tutti domenica a Montello per tifare Forza Porto. Grazie mister. Grazie a voi.